Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 27, campionato B-Win, la Samp di Beppe Iachini contro l'Albino Leffe, contro la paura del Luigi Ferraris. Solo 2 successi amarassi per i colori blu cerchiati nelle ultime 10 gare contro Salvioni. Iachini non vuole più sbagliare, vuole riprendere il cammino verso i playoff. Ci prova con Pozzi, Bertani e Juan Antonio, fuori Foggia non recupera Eder. Di fronte a Salvioni ci prova con un 4-4-2 con Sisse e Cocco alla ricerca di punti di salvezza. Fischia il signor Palazzino di Ciampino. Comincia subito l'Albino Leffe in avanti, ci prova con Cocco che riesce a saltare col destro, Castaldello poi sempre con lo stesso piede prova a sorprendere Romero ma non ci riesce. All'11° risponde la Samp, Castaldello per Bertani sempre col destro, prova la conclusione però non è fuori, controlla però Friedi in questo caso. Punto 17, angolo di Renan, Pozzi di testa, Friedi però dice di no, grande la parata del portiere dell'Albino Leffe, ecco il replay, grande la risposta ma grande anche la girata dell'attaccante blu cerchiato. Ennesimo calcio d'angolo, ne nasce una mischia furibonda che la Samp prova a colpire il pallone, quindi prima respinge, poi arriva il Castaldello, c'è Laner sulla linea, poi ancora Friedi, grande Samp che ci prova, ma attenzione ancora, via Salvi, ci prova con il sinistro, tiro che sorprende un po' Romero, il 5 con Laner, ancora la Samp, con Juan Antonio, dice un doppio rimpallo, pallone nel mezzo per Pozzi che anticipa Regonesi, pallone in rete, Samp in vantaggio, minuto 26, doppio rimpallo favorevole per l'argentino, poi Pozzi non sbaglia, nono gol per lui con la maglia blu cerchiata questa stagione, in anticipo col sinistro, poi al 30° ancora Cocco per Salvi col destro, attenzione però c'è la grande risposta di Romero che dice ancora una volta di no al centrocampista di Salvioni, grande risposta di Romero ancora una volta, minuto 34, Munari, Bertani, ancora Munari col destro, area di rigore ma c'è Offriedi a dire di no, finisce così il primo tempo, un grande primo tempo blu cerchiato che meritatamente in vantaggio con la rete di Pozzi, la ripresa ancora la Samp con Juan Antonio, Bertani prova il gol impossibile, il gol straordinario, pallone che finisce fuori di poco, si arrabbia con se stesso, ecco il replay, una grande girata al destro, al volo, a sorprendere, poi ancora la Samp, 13° minuto, ancora con Pozzi, combinazione con Bertani, area di rigore, resiste Pozzi, poi Offriedi a dire di no, poi Luoni riesce a respingere, a salvare su Juan Antonio, ancora la Samp, ancora con Renan, prova col sinistro, servito da Foggia, para a terra Offriedi, poi la Samp sempre con Bertani, Lazzo, ancora Bertani in sinistro, questa volta a giro, non trova la porta, poi Regonesi in cross, né Cocco né Bergamelli toccano il pallone, c'è però Romero a dire di no, tiro cross è pericolosissimo, ecco il replay, la parata di Romero, il pallone si sarebbe infilato, minuto 27, doppio giallo per Luoni, fallo su Obiang, nessun dubbio per Palazzino, Samp in superiorità numerica, Samp che prova a approfittarne, ancora con Pozzi, col sinistro, ma ancora una volta Offriedi è più bravo a dire di no, si oppone alla grande il portiere Albino Leffe, ancora Sisse per Cocco, qui la grande occasione, malissimo però l'attaccante che spreca una grande occasione al 46°, ci prova ancora Pozzi col destro, ma la traversa, dice di no, poi Bertani mette giù il pallone, Offriedi respinge il pallone, poi rimane lì, ecco il replay, la traversa di Pozzi. Finisce così con il ritorno alla vittoria della Samp in casa, al quinto risultato utile e consecutivo che rilancia la squadra di Iachini verso la zona playoff, e cade nella zona rossa invece un buon Albino Leffe di Salvioni.